Grazie Presidente. È stato detto in quest'Aula che le banche hanno contribuito al raggiungimento del successo economico e produttivo della nostra regione e del nostro Paese. Concordo in parte con questa affermazione perché io darei più peso a quanto hanno contribuito le imprese e le famiglie al raggiungimento del successo delle banche e a garantire stipendi e liquidazioni spesso faraonici degli amministratori delle banche. Ricordo che se per un certo periodo è stata importante l'azione di molte banche per dare la possibilità alle imprese di avere ossigeno per poter avere maggiore competitività sui mercati, sia locali che internazionali, ricordo con altrettanta lucidità in quante occasioni lo snaturamento del ruolo di alcune banche ha portato molti istituti di credito a correre dietro per dare i soldi a chi non aveva di bisogno e a pretendere garanzie impossibili da coloro che avevano bisogno di queste risorse. Lo abbiamo visto per troppo tempo e questo comportamento schizofrenico ha perseguitato molti dei nostri imprenditori per tanto tempo. Le banche sono istituti privati, la politica può far poco e non dovrebbe interferire nelle decisioni dei privati, però ha l'obbligo la politica di intervenire quando questi privati usano in maniera distorta il loro ruolo e soprattutto la fiducia che è stata loro riposta da parte di molti privati. Allora, sulla base di questo ragionamento, io credo sia importante adesso, alla luce di quello che è successo, verificare, accertare le responsabilità. Responsabilità da parte delle banche, responsabilità dei propri amministratori, responsabilità che sono amministrative, civili, penali, morali, perché non va sottaciuto che c'è stata prima di tutto una mancanza di trasparenza, che è un obbligo previsto anche dalle normative comunitarie, una mancanza di informazione, un comportamento alquanto singolare da parte di molti amministratori, ma anche da parte di molti direttori di filiali, che fino all'ultimo momento sono andati a un'azione istigatoria, sono andati a proporre in maniera esasperata l'acquisto di azioni a persone spesso non consapevoli fino in fondo del rischio che correvano, perché noi ci rendiamo conto che, insomma, è nelle cose che l'acquisto di un'azione è di per sé stesso un investimento rischioso e molto spesso più alta la remunerazione di quell'azione, più alto il rischio, questo è nelle cose. Però bisogna fare in modo che chi decide di rischiare sia consapevole del rischio che corre. Non sempre è stata garantita un'adeguata informazione, prova ne sia che quando si andava fino a dicembre dello scorso anno, si andava a proporre queste azioni a 60 e rotti euro l'una, mi domando se questi direttori di filiale fossero già a conoscenza se da lì a poche settimane quelle azioni che venivano proposte a dei risparmiatori che magari venivano indotti a comprare quelle azioni investendo il frutto di una vita di risparmi, se erano consapevoli questi che proponevano la vendita di queste azioni, se da lì a poche settimane quelle azioni sarebbero state deprezzate del 20 e rotti per cento con una possibile collocazione sul mercato a meno di un sesto di quello che era il valore iniziale. Mi domando se questo è stato fatto e se è stato fatto in maniera consapevole, perché se è stato fatto in maniera consapevole, ecco la diversa casistica di responsabilità. Al di là di fatto di un conto è andare a tutelare le imprese, un conto è andare a tutelare dei pensionati che hanno visto consegnare a queste banche
tutti i loro averi, frutto di una vita di risparmi, la loro pensione, anche perché spesso mi viene riferito che a questi ignari pensionati risparmiatori, che hanno dato tutti i loro averi a queste banche, era stato detto: ma signora, ma cosa vuole tenere in casa i suoi soldi, i suoi risparmi, con tutti i delinquenti che ci sono in giro per le strade, per le piazze? Li dia a noi i suoi risparmi e le garantiamo che i suoi risparmi saranno più sicuri che metterli dentro la musina. Questo era il termine che avevo utilizzato in tante filiali. Pensate, con tutti i banditi che ci sono in giro per le piazze e per le strade, dateli a noi i vostri risparmi. E qualcuno di questo si è comportato in maniera forse più discutibile di qualcuno che girava liberamente per le strade. Ma per accertare queste responsabilità ci sono degli organi competenti per quanto riguarda la questione. La responsabilità quindi non solo da parte delle banche, ma da parte anche di chi doveva controllare. È vero, come è vero, io sono un attento cultore della cultura rurale, dove si dice che can non magna can. Can non magna can. E non so se anche in questo caso possiamo mutuare questo detto della cultura rurale, perché chi doveva controllare e non l'ha fatto dovrà pure essere chiamato a rispondere della propria negligenza o della propria complicità, ma anche su questo ci sarà modo di verificare. Chi lo dovrà fare sicuramente lo farà con spirito di abnegazione. Io vedo favorevolmente l'istituzione di una commissione d'inchiesta da parte di questo Consiglio per aiutare chi di dovere ad acquisire tutti gli elementi per fare chiarezza. Mi auguro che questa commissione d'inchiesta istituenda da parte della Regione non possa sortire gli stessi esiti della commissione d'inchiesta istituita sull'onda dell'entusiasmo o della paura nella passata legislatura, quando si doveva verificare fino a che punto i tentacoli del malaffare avevano interessato il sistema delle grandi opere nella nostra regione. Sono molto più fiducioso che questa volta i risultati della Commissione saranno sicuramente più concreti e potranno aiutare chi di dovere a fare sicuramente chiarezza. Tuteliamo prima le imprese o tuteliamo prima le famiglie? Io sarei dell'avviso di tutelare prima di tutto chi non ha la possibilità di ripartire, perché mentre un'impresa che è abituata al rischio dell'impresa da una scoppola del genere in qualche modo ha qualche possibilità di ripartire, che possibilità ha di ripartire una coppia di pensionati che ha consegnato tutti i propri risparmi a queste banche? Che possibilità ha di ripartire un pensionato che magari nella sua vita è stato artigiano o quant'altro e non ha coperture previdenziali tali da poter garantire una vecchiaia soddisfacente dal punto di vista anche della copertura previdenziale? Che tipo di possibilità hanno queste persone di ripartire? E quindi mi auguro che quando si parla di tutelare imprese e famiglie si parta prima di tutto tutelando le famiglie e i piccoli risparmiatori e poi anche le imprese, anche perché partiamo da questa possibilità che se noi non facciamo un'azione adeguata abbiamo il rischio che salti la credibilità del sistema bancario, che non riguarda solamente quelle banche attualmente al centro della nostra e di altrui attenzione, ma sta saltando la credibilità del sistema bancario. Non so se qualcuno di voi percepisce questo tipo di timore che c'è e di perdita di credibilità. O noi facciamo riacquisire credibilità al sistema bancario o ci sarà la fuga dalle banche, cosa che già in parte avviene, perché numerosissimi sono i risparmiatori, magari non coinvolti o non sempre coinvolti dalla questione del crollo azionario,
che chiedono alle banche di poter rientrare in possesso delle proprie disponibilità e dei propri averi. Lo dicono con serenità, dicono: noi vogliamo che ci ridiate indietro i nostri soldi, perché non vorremmo che capitasse come è capitato nel momento in cui la gente sentiva l'avvicinarsi del fortunale e chiedeva alle banche di poter vendere le proprie azioni. Bene, alla stragrande maggioranza dei comuni mortali è stato detto che non era possibile vendere le azioni. Alla stragrande maggioranza dei comuni mortali è stato detto che era una cosa che non era tecnicamente possibile, indipendentemente dalla volontà del direttore o quant'altro, non era possibile vendere, anzi restituire le azioni alla banca che le aveva vendute questa povera gente. Tranne poi scoprire che alcuni privilegiati che hanno ben altre possibilità di ripartire, miliardari che hanno investito una piccola parte dei loro averi in azioni delle banche, e a questi beneficiari è stata data la possibilità di restituire le azioni allo stesso prezzo che le avevano comprate, se le avevano comprate da poco, o peggio, le avevano comprate magari a 40 euro, le hanno rivendute a 60 euro pochi giorni prima che scoppiasse il bubbone. Queste sono cose indegne. E chi tra gli imprenditori si lamenta della mala gestione di alcune banche, vorrei chiedere anch'io: scusate, ma spesso i consigli di amministrazione di queste banche non sono forse espressione del mondo imprenditoriale? E allora, scusate, prima di venire a chiedere alla Regione di tutelare i vostri investimenti, sarete d'accordo con noi nel dire che prima tuteliamo i risparmi delle famiglie dei piccoli risparmiatori? O forse qualcuno dice: no, noi dobbiamo fare in modo da tutelare prima di tutto i grandi imprenditori, come è stato fatto finora, per tutelare le banche, dicendoci che forse è utile discutere se è nato prima l'uovo o la gallina. Noi siamo dell'avviso di tutelare prima di tutto le persone inconsapevoli che non fanno degli investimenti il loro mestiere, delle speculazioni finanziarie il loro mestiere, ma hanno avuto l'unica colpa di credere agli amministratori delle banche che hanno dato quelle garanzie che non potevano dare. E io ho accolto con grande favore la notizia che ci ha dato il nostro Presidente quando dice che ha presentato un provvedimento che dovrà essere approvato dalle commissioni, che le regole valgono sempre, quindi dalle commissioni. Anch'io in alcuni casi vorrei accelerare i tempi, ma il Presidente del Consiglio, che è un garante del rispetto delle regole per tutti, ci dice che bisogna che tutti noi rispettiamo le regole. Quindi comunque non sarà certo una settimana in più che ci impedirà di fare tutto il possibile per coloro che vogliamo aiutare, anche perché questo tipo di iniziativa non è altro che l'attuazione. Voglio ricordare che quest'Aula ha approvato, noi come Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale abbiamo presentato il 17 settembre 2015 una mozione, la numero 22, che è stata approvata a larga maggioranza. Noi abbiamo solo il merito di averla proposta, altri pensavano di presentarla, forse abbiamo presentato prima di altri, ma il merito dell'approvazione non è nostra che l'abbiamo presentata, il merito dell'approvazione è della stragrande maggioranza di consiglieri regionali che l'hanno votata favorevolmente. E questa mozione, la numero 22, nel suo ultimo capoverso proprio impegna la Giunta regionale ad intraprendere ogni utile iniziativa a favore dei risparmiatori e delle imprese venete, istituendo un fondo regionale per pagare gli avvocati disposti a tutelare gli azionisti delle banche mediante una class action collettiva, chiedendo alle autorità competenti di procedere nelle indagini per accertare
che tutto sia stato svolto nel rispetto delle buone regole e della condotta del buon padre di famiglia. Mozione numero 22, approvata da questo Consiglio a larga maggioranza il 27 ottobre 2015. Quindi ben venga che il Consiglio coerentemente dia seguito a questo impegno che si è assunto per fare in modo che, se non riusciamo noi con soldi pubblici a ristorare il danno subito dai risparmiatori, almeno mettiamo a disposizione questa somma, 300.000 euro mi sembra una somma importante, una somma per contribuire al pagamento delle spese legali di coloro che, sentendosi truffati, poi vedremo se saranno stati truffati, ma che sentendosi truffati si affidano a dei legali per fare in modo che sia accertato se si è trattata di truffa oppure di cattiva gestione, di malafede o semplicemente di sbadataggine. Quindi io credo che stiamo andando nella direzione giusta. Ringrazio il Presidente della Giunta per aver dato correttamente seguito a questo impegno da parte del Consiglio, perché tutti assieme riusciremo a dare un segnale di concreta sensibilità. Attenzione, perché se noi riusciamo a dare un messaggio chiaro e concreto, vogliamo fare in modo che si capisca che qualsiasi ruolo una persona ricopra nella sua vita è responsabile di quello che fa, e se uno sbaglia deve pagare. Mica uno deve essere ghigliottinato se commette un errore non imperdonabile, però in base alla colpa che ha deve pagare. Allora, dove andiamo? Noi abbiamo detto quindi come Consiglio che mettiamo a disposizione questi 300.000 euro per affrontare le spese legali, però qua stiamo parlando di diversi milioni di euro. Se 250.000 risparmiatori azionisti sono stati travolti da questa vicenda, bisognerà cercare risorse per pagare, per ristorare almeno in parte questi danni subiti. Dove andiamo a prendere queste risorse? Con quali risorse andiamo a rimborsare le vittime di queste mala gestioni? Prima di tutto andiamo a verificare quali sono i patrimoni di queste banche. Io ho partecipato in più occasioni a iniziative promosse da alcune banche dove ci veniva illustrato che la magnanimità degli amministratori di quelle banche li portava ad acquisire opere d'arte, collezioni di francobolli, collezioni di monete. Vedo tante sedi di queste banche che sono plurimiliardarie. Non sarà il caso di chiedere a questi di mettere a disposizione i loro patrimoni che hanno acquisito per merito di quei risparmiatori che hanno continuato a dare loro fiducia? O facciamo in modo che questa gente continui ad arricchirsi facendo finta che è accaduto poco o niente? Facciamo in modo che gli amministratori che hanno percepito dei compensi faraonici non vadano via da queste banche vedendo garantito liquidazioni milionarie dopo aver trascinato nel lastrico migliaia e migliaia di persone innocenti e inconsapevoli. Cioè, su questo chiederemo a questi soggetti di assumersi delle responsabilità, chiederemo a queste banche di diventare un po' meno ricche per fare in modo che tante altre persone per bene non si vedano trascinare nella povertà dopo una vita di sacrifici, una vita di lavoro. Cioè, vogliamo fare in modo che ci sia un po' di giustizia nel nostro paese, o vogliamo ancora permettere a questi che si sono comportati in questo modo di dire: vado via da questa banca che ho portato alla rovina e vado poi in un altro ente, magari nominato dalla regione o magari nominato da coloro, un amico carissimo, e qui concludo,
mi spiegava la differenza tra essere industriale e essere confindustriale. E qui mi attirerò ulteriormente le ire di qualche proprietario di qualche mezzo di informazione che già da tempo mi bombarda per non essermi assecondato al volere dei potenti. Ma io, fortunatamente, nulla devo a costoro, e se sono stato il più votato tra tutti i candidati di tutti i partiti, avendo questi giornali contro, non posso che essere la strada giusta. E in base a questo dico, allora, tentiamo che anche costoro si assumano delle responsabilità morali, se non civili e non penali, morali almeno, per le scelte che hanno fatto, per fare in modo che il nostro futuro e il futuro delle imprese sane possa essere sicuramente migliore rispetto a quello che verrebbe garantito continuando a gestire le cose in questo modo scellerato.